Prende corpo il progetto di partenariato tra il Giardino della Colimbetra e il settore turistico della città di Realmonte. Lunedì c'è un importante incontro. Domani, lunedì 18 alle ore 15, presso il ristorante La Bahia al Lido Russello di Realmonte, ci sarà un incontro con gli operatori turistici e le strutture ricettive e ristorative, quindi hotel, bed and breakfast, ristoranti e bar, anche stabilimenti balneari volendo, che appunto lavorano nel comune di Realmonte oppure nei comuni limitrofi come Siculiana, per esempio Porto Empedocle. Il partenariato esiste già da qualche anno ad Agrigento. Piano piano ci stiamo espandendo anche in provincia e ecco, quest'anno cogliamo l'occasione dell'abbattimento dell'abuso sopra la Scala dei Turchi, appunto reso possibile grazie anche all'aiuto del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, per lanciare il nostro partenariato appunto nel comune di Realmonte, nel comune della Scala dei Turchi. Quindi un'attenzione del FAI che va oltre quello che è tradizionalmente il luogo simbolo della città di Agrigento, che è il Giardino della Colimbetra, ma che si allarga anche alla provincia. Ha detto benissimo, perché il nostro nuovo scopo, la nostra mission è quella di cercare di creare una rete tra gli operatori turistici al fine di incrementare il turismo stesso e anche di diffondere un modus operandi che possa tornare utile a tutta la cittadinanza. Quindi il FAI che esce fuori dai confini del Giardino della Colimbetra e che si estende nel territorio. È proprio questo lo scopo del partenariato e della nostra iniziativa, appunto.